Cari telespettatori, ben ritornati anche questa sera in nostra compagnia, soprattutto in compagnia dei nostri numerosi ospiti. Adesso ve li farò conoscere e ve li presenterò. Ma prima facciamo un po' il punto della situazione di quello che è il tema che vogliamo affrontare, spinti anche dai vostri numerosi messaggi quando abbiamo approcciato o accennato. Mercato dell'immobile. Ci sono notizie che sono confortanti perché abbiamo parlato più volte dell'indotto del mercato del settore immobiliare, quanto è di traino alla nostra economia, quanto è importante, quanto è strategico e soprattutto anche nella forma mentis dell'italiano medio quanto sentore di stabilità può essere. Poi riattiva tutto un sistema paese economico molto importante. Ci sono dati che tranquillizzerebbero, dati positivi, delle percentuali che non andiamo a sondarle nel dettaglio però perché sono visibili sotto diversi profili, però comunque sono importanti e significative. Tra l'altro abbiamo il mercato anche delle ristrutturazioni che in virtù di normative regionali ha trainato sempre questo settore economico. Anche qui ci sono stati dei numeri molto importanti. Nel 2014 634.000 contribuenti veneti che hanno effettuato interventi per 328 milioni e 136 mila euro di detrazioni, quindi sono numeri veramente importantissimi. Poi c'è la questione però da affrontare se il mercato dell'immobile può essere nuovamente, in un'economia che evolve, un traino importante, può essere un investimento. Cosa succede? Ne abbiamo parlato anche ieri con un economista, lo facciamo ogni settimana con esperti di finanza e di economia. Tra poco entrerà in vigore il famoso bail-in per cui i risparmi in banca non saranno più al sicuro, bisognerà monitorare attentamente sempre il settore bancario, sopra quella famosa soglia dei 100.000 euro, speriamo che non lo portino poi a 30.000 come avviene in Germania, ai noi potrebbero essere intaccati anche i conti dei correntisti. E allora giustamente voi avete chiesto cosa facciamo? Ipotesi A, prendiamo e riempiamo i materassi? Rischiosissimo, i ladri imperversano. Ipotesi B, ricorriamo al vecchio sano e tranquillo mattone, non vecchio, ve lo vedremo, meglio nuovo, A+, mattone come un tempo, è un investimento sicuro. La legge di stabilità però dall'altro lato ci tranquillizza in questo senso oppure no? Cosa sta succedendo? Il governo ci dà qualche garanzia o soltanto sono dei palliativi per avere un consenso elettorale un po' più diffuso, togliendo da una parte l'IMU e poi altri piccoli provvedimenti così civetta? Insomma, si tratta di capire e addentrarci meglio. Chi sono i protagonisti con noi in studio? Vediamo un po' subito di accoglierli. Gianni Bacco, imprenditore immobiliare. Grazie di essere qui con noi e soprattutto di supportarci con dei pungoli con i nostri ospiti. Ben arrivato anche Carlo Dario, vicepresidente Casa Clima Network Padova, Rovigo e Venezia, grazie anche a lei. Parlavo di qualità, quindi non il vecchio mattone ma il nuovo mattone, ci spiegherà bene perché. Giovanni Salmestrari, presidente ANCE Veneto, costruttori edili. E quindi vedremo se è faccina che ride o faccina che piange o sorriso dritto, ci racconterà lei. Roberto Agostini, presidente Consiglio Notarile di Padova, perché dal Consiglio Notarile invece nazionale arrivano dei dati che sono un po' più confortanti, sembra che ci siano un maggior numero di rogiti, quindi un'attività che si sta muovendo. Sì. Anche lei consigli per gli acquisti. Cristina Rigato, dottoressa commercialista. Fisco, legge di stabilità. Buonasera. Non sono argomenti piacevoli, a lei l'arduo compito, grazie. Mauro Voltolina, imprenditore settore alberghiero turistico. Grazie anche a lei. Alberghi Buonasera. In zone strategiche, da una parte Padova, dall'altra Abano Terme, e poi un investimento che va oltre, ce lo racconterà bene, per cui sempre molto interessante. Poi abbiamo il Massimiliano Zaramella, presidente della FIAIP Padova. Buonasera. Vicino a lui, non casuale, presidente FIAIP Veneto Nicola Bombonati, perché abbiamo un mercato regionale molto importante ma anche un focus specifico su una città che è un polo anche industriale strategico, per cui vogliamo vedere anche questi due versanti, il residenziale e il non residenziale, che erano così, non tanto i servizi che non dà segni di ripresa, ma quanto il commerciale e l'industriale, se c'è qualche cosa. Paolo Bassani, presidente Confartigianato Imprese Edili del Veneto. Buonasera. E qui parliamo delle famose ristrutturazioni, di quello che dicevo, quei dati importanti. E Marco Furlan, imprenditore Furlan Costruzioni, grazie anche a lei. Buonasera. Faccina che ride.
Faccina che ride. Allora vediamo dopo Faccina che ride e ci spiegherà anche il perché Faccina che ride, almeno un imprenditore che sorride ci vuole ogni tanto, assolutamente. Prima di